Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Non mostra pentimento il dodicenne che ha tentato di accoltellare il professore a San Vito Lo Capo. Lo studente è stato interrogato dalla procuratrice per i minori di Palermo. Il preside, ragazzo taciturno ma non dava segnali di questo tipo. Lotta tra la vita e la morte, la donna presa a martellate dal marito al culmine di una lite. Il tentato femminicidio è avvenuto nella notte a Belsito, frazione di Mister Bianco nel Catanese. L'uomo è stato arrestato. C'era anche Placido Barrile, ucciso al CEP tra i componenti della banda del Bancomat a Palermo. Il gruppo criminale, composto da palermitani tra i 23 e i 55 anni, assaltava gli sportelli ATM utilizzando esplosivi. Ho visto la morte in faccia, la drammatica testimonianza di un'alunna coinvolta nello scontro tra un SUV ed uno scuolabus a Mazzara del Vallo. 19 feriti, l'investitore viaggiava senza patente e senza assicurazione. A Catania una fiaccolata per ricordare Santorè, il pasticcere ucciso un anno fa ad Ognina. Al TG Sicilia parla la sorella Deborah. Santo manca a tutti, lo immagino mentre cucina per gli angeli. La Sicilia tra le peggiori regioni d'Italia per i tempi delle liste d'attesa. A Vittoria, nel Ragusano, un nuovo caso che indigna. Una paziente oncologica deve attendere 9 mesi per un'ecografia, nonostante l'urgenza dell'esame diagnostico. Calcio, il Catania guarda al futuro alla ricerca di un nuovo direttore sportivo e allenatore. Il profilo individuato dal club rossazzurro per il ruolo di DS porta Fortunato Varrà, al momento sotto contratto con il Napoli. Ancora ben trovati, lo avete sentito, non mostra pentimento il dodicenne che ieri ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia in una scuola di San Vito Lo Capo nel Trapanese. Lo studente è stato interrogato dalla procuratrice per i minori di Palermo. Intanto è sgomenta la comunità scolastica. Il preside ci ha detto era un ragazzo taciturno ma non dava segnali di questo tipo. Intanto il ministro Valditara punta il dito contro l'uso dei cellulari ai minorenni. Sentiamo Orazio Longo. Sentito per ore dalla procuratrice per i minori di Palermo, non ha mostrato pentimento il ragazzino di 12 anni e non di 11 come si era appreso, che a San Vito Lo Capo nel Trapanese ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia in classe. L'azione non ha avuto conseguenze grazie alla prontezza del docente, ma era stata programmata sin nei minimi dettagli e annunciata, seppure con post allusivi, sul profilo TikTok del ragazzino. Gli investigatori hanno sequestrato i dispositivi elettronici dello studente che venerdì, prima di entrare in aula, si è cambiato in bagno e ha indossato un caschetto da bici con una telecamera facendo una diretta Telegram della tentata aggressione. Una vicenda che rilancia l'allarme sulla irresponsabilità da web che, come in un gioco online, passa dal mondo virtuale a quello reale come se fosse la stessa cosa. A peggiorare questa sensazione di disagio il fatto che in 24 ore il dodicenne abbia raddoppiato i suoi follower, alcuni dei quali pare sapessero del suo piano. Preoccupazione è stata espressa dal mondo scolastico. Il preside dell'istituto Enrico Fermi, dove è avvenuto il fatto, parla di un ragazzo taciturno ma che non faceva presagire nulla del genere. Ma segnali non ne avevamo avuti di questo suo profondo malessere, questo suo disagio. La scuola lo condanna l'episodio, però al tempo stesso il ragazzo va capito nelle sue difficoltà, perché dietro questo c'è qualcosa che non funziona nel rapporto che i ragazzi hanno con i social. Il ministro dell'istruzione Valditara punta il dito contro l'uso dei cellulari da parte dei bambini lasciati soli. Quest'anno ci sono state 52 aggressioni ai docenti, dice, e rilancia l'alleanza tra genitori e scuola. L'assessore regionale all'istruzione Turano nei prossimi giorni sarà a San Vito Lo Capo, ma intanto sottolinea come serva una riflessione seria sull'uso dei social per i minorenni. E a proposito di scuola, è stato convocato per mercoledì prossimo il consiglio straordinario della classe frequentata appunto da questo ragazzino di 12 anni. Venerdì invece è previsto il consiglio straordinario di istituto. Saranno quelle le sedi per decidere quali provvedimenti scolastici prendere nei confronti dell'alunno. Ma c'è un'altra agenzia perché parla la vittima. Ha detto all'inizio ho pensato a uno scherzo, poi quando
l'ho visto venirmi incontro con 2 coltelli, ho capito che faceva sul serio, l'ho bloccato e ho chiesto aiuto. I colleghi che erano in altre aule sono accorsi e l'hanno disarmato. Così appunto il professore di tecnologia della scuola trapanese, che è stato aggredito da questo ragazzo di 12 anni. Non aveva mai mostrato un'indole violenta, come ha detto anche il preside, lo avete sentito nel servizio, era bravo a scuola, aveva rapporti buoni con i compagni. Credo che il problema sia la fragilità, anche determinata da situazioni familiari non facili che certi ragazzini hanno. E poi conclude dicendo: non ce l'ho con lui, piuttosto sono preoccupato per lui. Ma sicuramente il gesto di questo ragazzo, che tra l'altro è stato anticipato e commentato sui social e poi filmato e trasmesso in diretta, fa molto discutere. È una dimensione che amplifica appunto questo disagio esistente e che lo amplifica attraverso i social. Quindi sentiamo l'analisi del sociologo Davide Bennato. L'utilizzo di social in questo caso deve essere interpretato come la ricerca di un sostegno dal pubblico diciamo così, anonimo e diffuso di social. Infatti non credo che sia un caso il fatto che abbia preferito utilizzare la lingua inglese per anticipare e per postare le attività che lo avrebbero reso celebre agli onori della cronaca, e quindi questo è anche un modo per sottolineare il suo disagio giovanile. Non bisogna distinguere questi 2 momenti. Il momento della violenza e l'utilizzo dei social in realtà tecnicamente sarebbero staccati, ma si riuniscono dal punto di vista di questo giovane aggressore sostanzialmente perché è anche un modo per cercare una propria visibilità e per rinforzare una propria identità all'interno di un contesto di cui effettivamente subiva questa pressione. Quindi se noi volessimo mettere insieme tutti gli elementi per dare un'interpretazione che sia la più sfaccettata possibile, è che non è solo una questione di social, non è solamente di un ragazzo che ha un disagio, ma è il combinato disposto di utilizzo di social e di disagio che sostanzialmente è venuto a manifestarsi in questo atto violento che deve essere comunque in ogni caso sanzionato. Continuiamo con la cronaca e parliamo di questo tentato femminicidio che è avvenuto nella notte nella frazione di Belsito di Misterbianco, dove un 53enne al culmine di una lite ha aggredito la moglie di 49 anni ferendola gravemente. La donna è ricoverata al Garibaldi centro di Catania ed è in condizioni disperate. Adelaide Barbagallo. Sono disperate le condizioni di Alessandra, la donna di 49 anni colpita ripetutamente alla testa con un martello dal marito di 53 anni. La brutale aggressione è avvenuta in una palazzina di Via delle Rose nel quartiere Belsito a Misterbianco. La vittima si trova ora ricoverata al Garibaldi centro di Catania in imminente pericolo di vita. La lite furibonda nel cuore della notte, le urla disperate, il pianto dei bambini hanno svegliato i vicini di casa che hanno allertato subito le forze dell'ordine. Confiniamo allo stesso muro, è mia cugina. Quindi c'è poco da dire, aspettiamo intanto notizie dall'ospedale se si riesce a capire qualcosa. Ma litigavano spesso? No, non lo so, non si erano mai sentiti a questi livelli, quindi non so cosa avevano, qual era scattato il problema. L'allarme è scattato intorno all'1 di notte. La prima a chiedere aiuto una delle figlie della coppia che ha chiamato il 112. La madre era a terra, priva di sensi e con una profonda ferita alla testa. Al telefono l'operatore della centrale operativa dei carabinieri ha tenuto la ragazza in linea fino all'arrivo dei soccorsi per guidarla e rassicurarla. I sanitari del 118 si sono trovati davanti a una scena terribile. Trasportata d'urgenza in codice rosso, la donna è stata sottoposta a un delicato intervento neurochirurgico. Ora si trova in rianimazione con prognosi riservata. Ha riportato un gravissimo trauma cranio-facciale e gravi lesioni a livello cerebrale, segno che è stata colpita con ferocia. Il marito è stato bloccato e arrestato con l'accusa di tentato femminicidio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Misterbianco, il nucleo radiomobile di Catania e la sezione investigazioni scientifiche per i rilievi tecnici. Le indagini proseguono per ricostruire l'esatta dinamica e per comprendere se ci fossero stati altri episodi di violenza in famiglia.
Intanto nessuno dei figli della coppia di Mister Bianco avrebbe visto il padre colpire la madre, ma alcuni di loro avrebbero sentito la violenta lite e poi avrebbero visto la donna a terra con un'ampia ferita alla testa. È quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri appunto su questo tentato femminicidio. L'assenza di testimonianze dirette non ha permesso ancora di individuare con certezza il corpo contundente con cui l'uomo ha colpito la moglie. La famiglia, composta da marito, moglie e 4 figli, 2 maggiorenni e 2 minorenni, non era conosciuta dai servizi sociali del comune di Mister Bianco e alla procura di Catania non risultano denunce pregresse. A Palermo assalti agli sportelli ATM con gli esplosivi, scoperta la banda dei bancomat. Un'operazione di carabinieri e polizia ha fatto luce sui colpi e sull'organigramma del gruppo criminale composto da palermitani tra i 23 e i 55 anni. Tra loro c'era anche Placido Barrile, vittima dell'omicidio al CEP. Sentiamo Marco Gulla. Tra i bancomat fatti esplodere anche quello di un ufficio postale allo Zen e poi tanti altri. Colpi precisi e con l'esplosivo. Dopo mesi di indagini, carabinieri e polizia hanno smantellato la banda del bancomat. 6 arresti. Le indagini era coinvolto anche Placido Barrile, il 34enne ucciso lo scorso 9 maggio da un killer al CEP dentro una Smart parcheggiata in via Paladini. Il provvedimento riguarda 6 palermitani che erano specializzati in furti pluriaggravati ai danni di sportelli bancomat colpiti attraverso il pericoloso metodo della marmotta esplosiva, che consiste in una lastra di ferro su cui viene fissato un congegno esplosivo infilato in una delle fenditure degli sportelli ATM. L'esplosivo viene fatto detonare nei bancomat. La banda però è accusata anche di rapine aggravate, furti in abitazione, oltre al traffico di sostanze stupefacenti. Intercettazioni telefoniche, ambientali, l'acquisizione e l'analisi dei tabulati telefonici e le immagini di videosorveglianza, oltre ai tradizionali servizi di osservazione, controllo e pedinamento, hanno permesso di individuare i 6 palermitani finiti in manette. Ogni componente della banda aveva il suo ruolo. A capo ci sarebbe stato un giovane di 26 anni, promotore e organizzatore dell'associazione. Spettavano a quest'ultimo, che spesso partecipava in prima persona ai sopralluoghi operativi, le decisioni strategiche, la scelta dei bersagli, le tempistiche dei colpi, la spartizione dei proventi e la custodia dei mezzi. Scontro mortale sulla statale 113 a Partinico tra un Audi e una Fiat Punto all'altezza del Ponte Tauro. Nell'incidente ha perso la vita Giuseppe Saputo, di 74 anni. Altri 4 passeggeri sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati in codice rosso tra gli ospedali Cervello a Palermo e il civico di Partinico. I feriti sono un bimbo di 7 anni, 2 donne rispettivamente di 55 e 65 anni e un uomo di 62. A proposito di incidenti, ho visto la morte in faccia, la drammatica testimonianza di un'alunna coinvolta nello scontro tra un SUV e uno scuolabus a Mazzara del Vallo. 19 i feriti, l'investitore era senza patente e senza assicurazione. Tonino De Bana. A folle velocità in auto, senza patente, senza assicurazione, con a bordo 5 figli e la moglie in gravidanza. Si complica la situazione del 51enne che al volante di un SUV è piombato su uno scuolabus su cui viaggiavano gli alunni della Santa Gemma Boscarino Pirandello a Mazzara del Vallo, nel Trapanese. 19 feriti, 14 dei quali bambini, e il bilancio pesantissimo dello scontro che si è verificato in via Salemi, strada che conduce alla borgata costiera. Secondo i primi accertamenti, l'uomo non avrebbe rispettato lo stop, che era ben segnalato, centrando in pieno lo scuolabus, che si è poi ribaltato. Sul posto sono arrivate 4 ambulanze del 118. I feriti sono stati trasferiti all'ospedale Abele Aiello di Mazzara del Vallo, dove è scattato il piano di emergenza. 2 bambini sono stati trasportati in elicottero all'ospedale pediatrico di Cristina di Palermo e nel capoluogo siciliano è stata trasferita per precauzione anche la donna incinta, moglie dell'investitore, ricoverato anche lui e già sottoposto ad alcol test. Ho visto la morte in faccia e la scioccante testimonianza di un'alunna di terza media che ha raccontato le fasi dell'incidente alla madre. Solidarietà è stata espressa dall'assessore regionale all'istruzione Turano, dal sindaco di Mazzara del Vallo Quinci e dal ministro Valditara, che sta seguendo gli sviluppi della vicenda. A Catania, un anno fa, la morte di Santoré. Al TG Sicilia parla la sorella Deborah. Mio fratello manca a tutti, lo immagino mentre cucina per gli angeli. Intanto stasera fiaccolata ad Ognina per ricordarlo. Sentiamo.
portava la gioia non solo, poi lui era molto creativo in cucina, quindi ogni tanto creava qualcosa e la faceva assaggiare a tutti e quindi anche questo manca le sue prelibatezze, ecco, mi piace ricordarlo così. Purtroppo oggi dico è lassù cucina per gli angeli e basta. Non si dà pace Deborah, la sorella di Santoré, accoltellato a morte per futili motivi da John Obama, attualmente recluso nel carcere di Trapani. Ricorre oggi l'anniversario della morte per un inspiegabile gesto commesso da chi in quel luogo non doveva neanche esserci, dal momento che il parcheggiatore abusivo, originario dello Zimbabwe, era senza permesso di soggiorno e con un divieto di espulsione mai eseguito. Infatti io dico questi decreti vengono emessi e devono essere poi eseguiti, perché non ha senso se no emetterli. Ha ricevuto il sostegno in quest'anno, la vicinanza da parte delle istituzioni? Mi spiace dirlo, ma no. Né io né mia cognata e soprattutto la figlia di mio fratello. La vita di Santoré è stata spezzata da alcuni fendenti, inferti da chi probabilmente non si aspettava, visto che la generosità del giovane pasticcere nei confronti del suo aguzzino era conosciuta e riconosciuta da tutti. Un gesto gentile, un sorriso, indumenti e anche cibo erano garantiti da Santo, che per tutta risposta è stato invece ucciso. Resta il dolore di una famiglia, con Deborah che porta con sé l'immagine del suo adorato fratello. È una parte del mio cuore, come era la parte della mia famiglia che purtroppo non c'è più. Restiamo a Catania, ma cambiamo argomento, torniamo sugli scontri che ci sono stati al Massimino durante la partita Catania-Ascoli. La polizia ha arrestato due ultra che appunto nel corso della partita hanno lanciato ordigni esplosivi sul terreno di gioco, denunciate anche altre due persone, ma ci dice tutto Marco Carli. L'esplosione fragorosa, chiaramente avvertibile, è quella di uno degli ordigni piovuti sul terreno di gioco da alcuni settori del Massimino nelle fasi finali di Catania-Ascoli. Che non fossero petardi era evidente e il loro utilizzo ha portato all'arresto di due ultra, mentre altre due persone sono state denunciate perché trovate nel corso dell'accesso allo stadio in possesso di fumogeni. L'arresto della Polizia di Stato è avvenuto in flagranza differita entro le 48 ore successive all'evento. La Digos indaga per individuare altri responsabili. Tutto comincia quasi al 40° del secondo tempo dopo la rete di Ovisac che spegne definitivamente ogni speranza rossazzurra, scatenando la contestazione, fumogeni ed esplosioni con sospensione della gara per 6 minuti. I due arrestati sono giovanissimi, del 2005 e del 2002, e sono accusati di aver lanciato dagli spalti della B due pericolosi ordigni. Ad incastrarli le immagini del sistema di videosorveglianza dello stadio fornite dalla polizia scientifica e visionate dalla Digos. Dopo l'individuazione dei due è scattata la perquisizione nel corso della quale nell'abitazione del ragazzo del 2005 è stato rinvenuto un congegno di natura simile a quelli fatti esplodere nello stadio. La pericolosità è stata confermata dal personale del nucleo artificieri che ha anche rinvenuto al termine dell'incontro, a ridosso della tribuna B, due ordigni inesplosi definiti di micidiale portata offensiva poiché capaci di esplodere in massa. Proprio le esplosioni hanno portato al ricovero di un tifoso della Nord ferito ad una gamba. Per i fatti di mercoledì il giudice sportivo ha comminato al Catania un'ammenda di 4.000 euro. E adesso parliamo di sanità. In molte regioni d'Italia si registra nel primo quadrimestre del 2026 un miglioramento dei tempi delle liste d'attesa, ma la Sicilia invece resta ancora indietro. C'è un caso che questa volta arriva da Vittoria nel Ragusano che accende il dibattito e che indigna allo stesso tempo. Una donna malata oncologica deve attendere 9 mesi per un'ecografia, ma ci racconta tutto Veronica Barbarino. La sanità italiana mostra segnali incoraggianti sul fronte delle liste d'attesa. I dati dell'Agenas evidenziano una tendenza al miglioramento rispetto al 2025 in molte regioni d'Italia. Ma il quadro non è uniforme. Tra le realtà in controtendenza figurano Abruzzo, Provincia Autonoma di Trento, Valle d'Aosta e soprattutto Sicilia. Ed è proprio da Vittoria, nel Ragusano, che arriva una vicenda che riporta al centro dell'attenzione il problema dei ritardi. Francesca, una paziente oncologica di 46 anni affetta da tumore gastrico, dovrà attendere 9 mesi per un'ecografia addominale con prescrizione urgente. A denunciare il caso è Rete Civica Articolo 32 attraverso il suo presidente Rosario Gugliotta. Secondo quanto riferito, la paziente si sarebbe rivolta al CUP ottenendo come prima disponibilità una data lontana 9 mesi presso una struttura convenzionata di Ragusa. Una tempistica giudicata incompatibile con le esigenze
scelte cliniche di un percorso oncologico. Di fronte alla protesta, alla donna sarebbe stato suggerito di contattare direttamente la struttura sanitaria convenzionata. Quest'ultima, secondo la denuncia, avrebbe comunicato che le prestazioni per pazienti con diagnosi di tumore non sarebbero più erogate per disposizioni aziendali. Il caso riaccende così il dibattito sull'effettiva equità del sistema sanitario italiano. Mentre gran parte del paese migliora le proprie performance, infatti, la Sicilia resta a guardare. Bassa scolarità e alta fragilità all'Help Center della Caritas diocesana. 8 interventi su 10 sono rivolti a chi si è fermato alla licenza media. I dati dell'8° rapporto povertà e risorse è stato presentato a Catania. Orazio Longo. 4.484 persone aiutate, 15.000 interventi. Sono i numeri dell'Help Center della Caritas diocesana di Catania illustrati nell'8° rapporto povertà e risorse dal titolo Scuola di Speranza, una città che cambia. Numeri che mostrano come il basso livello di scolarizzazione sia un indicatore strutturale di vulnerabilità, con il 78% dei beneficiari che risulta avere un titolo di studio pari o inferiore alla terza media e il 6% analfabeta o quasi. Tra le problematiche riscontrate dalle parrocchie e dalle associazioni, la disoccupazione e la povertà economica in primis, la solitudine e la povertà abitativa. 250 le persone che ogni giorno beneficiano di un pasto alla mensa. Emerge soprattutto un dato, l'aumento della povertà educativa, però allo stesso tempo l'aumento delle risposte che si sta dando a questo grave problema. Rimangono aperte delle grandi questioni, quelle del reddito di tante famiglie, di tanti che soffrono la solitudine, una delle più grandi povertà. La risposta nell'azione della Caritas si dipana tra centri educativi, presenza nelle scuole e laboratori formativi negli istituti penitenziari minorili. Ma i quasi 5.000 aiutati potrebbero essere solo una parte di chi ha bisogno, ma che per vari motivi non chiede. 5.000 che è un numero, ma può non vuol dir nulla, proprio perché dietro questo numero ci possono essere tante altre persone che a questa porta non bussano o tante altre persone che potranno aggiungersi in seguito. Tra le varie iniziative il progetto Avventura della Conoscenza, sostenuto con l'8 per 1000 Caritas a scuola, che ha coinvolto istituti di ogni ordine e grado, senza catene e percorsi di speranza. Emergenza acqua ancora al centro delle proteste ad Agrigento, in piazza Cavour, sit-in di cittadini, commercianti, autobottisti contro lo stallo sul servizio sostitutivo e le nuove regole dell'AICA. Rubinetti spesso a secco in diversi comuni della provincia, con pesanti ripercussioni su attività economiche e famiglie. Ce ne parla Davide Sardo. Dalla sit-in di piazza Cavour arriva un segnale forte. Ad Agrigento e nei diversi comuni della provincia l'emergenza acqua non si ferma. Al centro della protesta il braccio di ferro tra l'AICA e gli autobottisti sulle nuove regole del servizio sostitutivo. Questa mattina siamo qua per dire a tutta la città: o tutti con l'acqua o nessuno. In piazza anche commercianti e ristoratori colpiti in piena stagione di lavoro. Noi qua abbiamo attività economiche di B&B, attività turistiche. Se noi rompiamo con l'indotto economico, facciamo un danno enorme. Lei arriva dal nord e partecipa a questa protesta? Sì, partecipo perché penso che sia un fatto di civiltà. L'acqua pubblica è un bene di prima necessità, quindi non ci dovrebbero essere discussioni o disfunzioni in questo genere. La protesta ha coinvolto anche semplici cittadini esasperati da una situazione che si ripete da mesi. Io non lo so come faccio senza acqua a lavare il mio bambino che porta ancora pannolino e è disabile. Dal giorno 9 noi non riceviamo più acqua. E come fa? Come faccio? Vado al Bonamorone, come dicono qua, Bonamorume, e vado a prendere l'acqua lì con i bidoni. Ad Aragona si vive la crisi idrica perenne, secondo me è una crisi alla fine voluta di un sistema sbagliato che va sicuramente rivisto. Serve una soluzione immediata perché l'emergenza idrica continua a pesare sulla quotidianità di famiglie e attività economiche. A Pozzallo un murales come strumento di dialogo e partecipazione. Vediamo. Un'opera pubblica che unisce arte contemporanea, memoria storica e identità mediterranea. A Pozzallo, all'interno della villa comunale che affaccia sul mare, è stato ultimato il murales dedicato al compaesano politico del dopoguerra Giorgio La Pira. Al centro dell'opera il suo lascito umano e politico.
La Pira, infatti, spese gran parte della propria vita nell'impegno sociale, lavorando per la ricostruzione post-bellica e la riconciliazione tra i popoli. A firmare l'opera l'artista australiano Guido Van Helten, che con il linguaggio visivo restituisce una narrazione ricca di testimonianze storiche, locali e di chi attraversa il mare. Pozzallo, infatti, è uno dei principali approdi italiani per i flussi migratori nel Mediterraneo. In questo contesto l'opera riflette le aspirazioni di una comunità aperta al mondo e ponte tra popoli e culture. Un messaggio che si condensa e si rafforza nel motto caro alla Pira, spes contra spem, ovvero sperare contro ogni speranza. Facciamo una pausa, ritorniamo tra poco per parlare di calcio con il Catania che ha archiviato la sua corsa per gli spareggi promozione e adesso pensa al prossimo campionato e soprattutto anche a cambiare alcune figure. Vi aspetto tra poco. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale. Adesso il calcio, il Catania guarda al futuro come direttore sportivo. Il nome è quello di Varrà, che deve risolvere il contratto che però lo lega al Napoli come responsabile dell'area prestiti. Dopo la direzione sportiva, di conseguenza arriverà anche la scelta dell'allenatore. Ma ci dice tutto Marco Carli. La stagione è appena finita con una cocente eliminazione con la scia di polemiche. Il Catania, condannato all'ennesimo anno di C, deve gioco forza guardare al futuro e provare a programmare. E se a livello dirigenziale sembra che ad uscire sarà Zarbano, per la direzione sportiva dopo la presenza allo stadio di mercoledì il nome in pole position è quello di Fortunato Varrà. Varrà è al momento un collaboratore di Manna al Napoli e per arrivare a Catania dovrà ovviamente risolvere il contratto che lo vede responsabile dell'area prestiti della società partenopea. L'ipotesi che trapela è quella di un biennale in rosso-azzurro. Esperienze per lui a Benevento, Potenza e Pontedera. Chi lo conosce lo definisce come molto bravo nell'individuare calciatori giovani e capaci di farsi rispettare negli spogliatoi. Fu lui a portare De Giorgio a Potenza con l'avvento del presidente Macchia. Ecco perché il nome dell'allenatore che ha guidato i lucani diventa conseguenziale. De Giorgio ha un anno di contratto con il Potenza, deve incontrare la dirigenza, ma è difficile pensare che possa restare, visto che dopo i quarti dei play-off, per fare meglio, la squadra lucana dovrebbe impostare una stagione a vincere. Le piazze invece dove De Giorgio è gradito sono moltissime: Casertana, Foggia, se viene ripescato, Campobasso, ma anche due squadre che avranno le stesse ambizioni rossazzurre, il Bari, che sembrerebbe averlo sondato, o la Salernitana, dove come DS potrebbe arrivare Pasquale Foggia, altro estimatore di De Giorgio, e vicino a Varrà ai tempi del Benevento. Come spesso avviene, i destini di allenatori e direttori sportivi sono incrociati. Facciamo un'altra breve pausa, ritorniamo tra poco con le ultime notizie. I PM della DDA di Caltanissetta, nell'inchiesta che ipotizza un traffico illecito di rifiuti nella discarica Timpazzo di Gela, hanno chiesto il sequestro preventivo e la nomina di un amministratore giudiziario per la società Impianti SRR, che gestisce il sito di conferimento e il servizio rifiuti nei comuni dell'area sud della provincia nissena e a Piazza Armerina in provincia di Enna. Sarà il GIP nisseno a decidere sulla richiesta. Tra gli indagati, ricordiamo, destinataria di richiesta di misura cautelare, c'è la manager di Impianti SRR, l'ingegnere Giovanna Picone. Insieme ad altri coinvolti nell'inchiesta sarà sentita la prossima settimana nell'ambito degli interrogatori preventivi. E con questa notizia noi ci fermiamo. Grazie per averci seguito. A tutti voi un buon proseguimento di serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.